L'Istituto Superiore di Scienze Religiose Ligure, realtà unica per la regione, è nato ufficialmente il 20 maggio 2019, ma il processo di riforma si sta concludendo quest'anno e consiste nell'accorpamento di tutti gli istituti liguri in un unico istituto con 3 sedi, quella centrale di Genova e i 2 poli di formazione a distanza di La Spezia e Albenga, con l'80% delle lezioni trasmesso in sincrono da un unico polo. Con questo lungo percorso di riforma gli istituti di scienze religiose sono stati equiparati alle università. Penso che lo scopo della riforma sia stato proprio questo, cioè cercare di elevare il livello degli studi per arrivare a quello delle università, altre università, inserendosi nel circuito italiano ma anche nel circuito internazionale. Attraverso percorsi di laurea triennale e magistrale, l'istituto offre le competenze per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado e garantisce a laici e religiosi un'ampia visione teologica. L'istituto ha circa 200 studenti, il 50% viene perché vuole insegnare religione, per fortuna vorrei dire, perché c'è una grande richiesta di insegnanti di religione preparati, seri, e non sono ancora abbastanza. La richiesta degli uffici scolastici è molto superiore alla quantità di laureati che offriamo noi. L'altra metà degli studenti sono i cultori della materia, persone che desiderano approfondire il discorso religioso, talora abbiamo una quantità di pensionati o abbiamo anche dei coraggiosi lavoratori che riescono a conseguire questo titolo mentre lavorano. Abbiamo poi una piccola minoranza di persone che sono in cammino verso il diaconato permanente, un certo numero di suore e abbiamo anche una buona quantità di uditori, cioè di studenti che per puro interesse personale frequentano soltanto qualche corso, tra cui un buon numero di catechisti. Gli insegnamenti sono differenziati fra biennio e triennio. 5 i docenti stabili, molti gli insegnanti incaricati per singoli insegnamenti. I corsi inizieranno il 6 ottobre e si concluderanno l'ultima settimana di maggio, il martedì, il mercoledì e il giovedì dalle 14.40 alle 19.30, con alcune novità introdotte in epoca Covid. Penso che il primo semestre sarà a distanza, quindi ognuno seguirà da casa sua. Quasi tutti i nostri studenti, vorrei dire tutti i nostri studenti, frequentano molto volentieri, per tutti loro è sempre stata un'esperienza di vita, non soltanto un corso di studio.